Presidente, nell'ambito dell'accoglienza temporanea ai richiedenti asilo, qual è stato oggi l'esito di questo sopralluogo al comprensorio di Coccao? Per liberare la Marmora ci eravamo impegnati con il prefetto Morcone a trovare una soluzione alternativa, anche con il prefetto Zappalorto, per ogni evenienza. Abbiamo trovato gli spazi necessari, quindi grazie alla disponibilità data da Autovie Venete, con degli interventi che saranno necessari, ma insomma non sono così impegnativi, si potranno accogliere alcune persone. Ovviamente stiamo parlando di una prima accoglienza, quindi qui ci sarà fisso il posto di polizia e l'ambulatorio, perché vogliamo che ci sia vigilanza sanitaria, ordine pubblico e immediata fotosegnalazione delle persone che arrivano in questo centro. Presidente, anche una riqualificazione dell'area. Sì, con Autovie Venete stiamo parlando insieme al prefetto anche di un intervento che riguardi la videosorveglianza, quindi sarà sicuramente, diciamo così, separato dal resto dell'area, risistemato e potrà fare questa prima accoglienza con tutte le garanzie sia in termini di sicurezza che in termini di vigilanza sanitaria. L'esito di questo sopralluogo oggi al comprensorio dell'ex autoporto di Coccao. L'esito del sopralluogo è stato secondo me positivo, perché è stata la garanzia per le attività che operano sul territorio di avere garanzie di sicurezza, il numero sarà proporzionale ovviamente alle possibilità che il Tarvisiano ha, ci sarà un'area messa in sicurezza, una parte dell'autoporto che lascerà libera anche le attività artigianali già presenti e chiaramente il numero sarà contenuto rispetto a quello che è anche una presenza a Tarvisio, che ricordiamo essere un comune turistico. Siamo in una zona vicino al confine, sarà presidiato, ci sarà anche la videosorveglianza, ovviamente tutto quanto deve essere sotto controllo e su queste garanzie la Presidente, l'Eccellenza e il Prefetto me le hanno date.